Allora, ritorniamo al discorso della diffusione della legalità, c'è ancora un altro messaggio. L'omertà è leggermente diversa qui, al sud non se ne vuole parlare tra la gente, qui è un argomento scomodo da parlare a livelli più alti che di conseguenza va in basso. Mai sento un politico sindaco proporre nei programmi di combattere la mafia al nord, qui siamo che non c'è la percezione, meno ne parli meglio è. Per un dato di fatto, perché posso solo dire che secondo me al sud l'omertà fra la gente, fra alcune persone, è dettata dalla paura molte volte. Ecco, al nord invece è un atteggiamento che abbiamo indipendentemente dalle mafie, anche per tante altre cose. Sì, questo è verissimo. E questo è ipocrisia, non lo so, di fatto, penso per me, insomma, no? Se ci si evita di parlarne e pensando che la cosa quindi non ci mi sia, impiccio. invece bisogna impicciarsi delle cose per risolverle. Ridò la parola a Emanuele. Allora, vediamo la slide praticamente numero 7 dalla regia, perché l'impegno dello SPCGL nella diffusione della legalità, e parliamo di come si articola, quindi un'attività manuale, preparazione dei pasti, questo per quel che riguarda gli anziani. Sì. Vabbè, questo è il lavoro che vanno a fare, però sempre di più il lavoro dei nostri volontari e delle nostre volontarie è a tutto tondo, insomma, no? Partecipano ormai anche al lavoro. Prima abbiamo cominciato che andavano per aiutare appunto nella preparazione dei pasti. Quest'anno sono tutti che vogliono andare a lavorare nei campi assieme ai ragazzi e poi i pasti li fanno insieme e quindi davvero si sta creando, secondo me, una mescolanza anziani e giovani molto più forte, molto più carina. sentita. Emanuele, i turni sono di 6 giorni, vedevamo un po' le attività, come si svolgono. Raccontaci un po' come si articolano. Sì, la giornata inizia presto perché ci si alza tra le 7:30 e le 8, che insomma rispetto all'estate è molto presto rispetto a quanti Quindi diciamo che i pensionati vi buttano giù dal letto. No, in realtà non sempre cioè c'è bisogno del megafono per buttare giù dal letto le persone. E si prepara la colazione. Dopodiché si comincia con dei lavori di manutenzione del bene, che se è un bene ad esempio inserito in una realtà di campagna magari ci sono delle coltivazioni a cui stare dietro, altrimenti molto spesso ci si occupa se ad esempio è una villa che ha magari un giardinaggio e sistemazione, cioè tutti quei piccoli lavori di manutenzione che permettono a quel bene di non cadere nel... Quindi c'è sempre qualcosa da fare in pratica? Sì, i beni hanno bisogno della collettività. Che tipo di beni sono? Quindi proprio per capire, per chi non riesce a concretizzarli. Peraltro lo SPCGL ha fatto un opuscolo con tutti i beni confiscati sul territorio regionale del Veneto. In Veneto abbiamo in realtà una grandissima varietà di beni, abbiamo le ville, ad esempio a Campolongo Maggiore il campo si svolge sulla villa di Felice Maniero, ex boss della mafia del Brenta. Erbè è un complesso con la villa, la base scout dove si tiene attualmente il campo, che precedentemente era stata pensata come ristorante, il pezzo di terra tutto attorno al bene e un fienile che era stato pensato invece come stalla dei cavalli ed era di proprietà di un narcotrafficante. Quindi è un bel appezzamento importante. Se invece ci spostiamo, ad esempio nella città di Verona ci sono numerosi appartamenti, box auto. E lì che cosa... Là ci vanno molte volte, vengono adibiti a servizi sociali, a cooperative, centri per disabili, comunità per situazioni fragili, quindi il comune li assegna a fini sociali, insomma, ecco. Sportelli, sì, di solito gli appartamenti è questo, oppure per l'emergenza abitativa. Quando hanno bisogno di sistemare, no? Persone, famiglie che hanno perso la casa, che sono in difficoltà, quindi possono essere usati. L'importante è che siano usati a fini sociali, questo
Esatto, infatti questo è importantissimo. Purtroppo su questo c'è stata una brusca virata, visto che attualmente purtroppo i beni si possono vendere, possono essere battuti all'asta, Sì. e questo non è restituire il bene alla collettività, e segnare appunto una netta differenza tra cosa c'era prima e cosa invece c'è ora. Quindi penso ad esempio alle cooperative che lavorano su appezzamenti di terreno che sono stati strappati al caporalato, alla mafia, che invece ora pagano i loro lavoratori in regola. Se un giorno questi beni venissero venduti, chi mi dice che non ritornino in mano a chi prima? Sì, bisognerebbe vedere quelli che magari sono fermi lì, inutilizzati, chiusi, spenti, possono essere anche venduti purché chi li acquista, vabbè, ma appunto però è quelli questo il invece che problema. sono utilizzati, infatti, leggiamo un attimo i due messaggi che sono arrivati, no? È corretto il ragionamento, non è tanto semplice ripiazzarli perché controlla la provenienza. Il popolo veneto è un popolo chiuso che pensa a sé, questo è vero, infatti è un dato di fatto. Vediamo l'altro messaggio invece. Negli ultimi 6 anni di Boeri 6 miliardi di euro versati dai lavoratori all'INPS per pagare assegni familiari INPS. In quei 6 anni sono stati pagati 5 miliardi di euro di assegni familiari. Alla domanda di dove sono finiti quei 6 miliardi di euro, Boeri ha risposto che non è più presidente dell'INPS. Sì, va bene, è una domanda poco chiara, insomma, non mi riesce difficile rispondere. Allora, tornando invece a noi, proprio per completare un po' il discorso, nel sud Italia che tipologie di situazioni ci sono? Le più svariate, diverse campi di tutto, coltivazioni abbiamo visto, e C'è case. una grandissima varietà di campi, in realtà si passa da laboratori e campi. E ci sono campi di lavoro, campi invece dove si fa un'esperienza magari più giornalistica, quindi si impara a scrivere un articolo e parlare di mafia. Non è facile nel 2019 parlare di mafia. Perché nei pomeriggi poi viene impiegato per le attività. Esattamente, ci sono tantissimi tipi di attività che si possono svolgere a un campo, che vanno dalla formazione spicciola, quindi proprio dati su cos'è la mafia in quello specifico territorio, a attività che magari sono legate, ad esempio qui in Veneto dedichiamo diversi pomeriggi a parlare dell'impegno sindacale nei confronti delle mafie. Quindi ci sono diversissime attività che si possono fare, che vengono proposte. Siamo in chiusura, mettiamo l'ultima slide proprio per chiudere questo capitolo, ne parleremo ancora a questo punto, Emanuele e anche Rosanna, perché è molto interessante. Quindi l'impegno dello SPI è anche per sviluppare un intreccio intergenerazionale sui valori che richiamano la Costituzione, e poi le leghe dello SPI sono coinvolte nel progetto Educazione alla legalità, le volte alle scuole medie inferiori e superiori della regione, e ogni anno incontrate centinaia e centinaia di studenti per l'intera durata del periodo scolastico, questo va ricordato, parlando alle nuove generazioni del rispetto delle regole, raccontando del lavoro e del ruolo del sindacato, diffondendo il valore della solidarietà. Confronto, quindi. Confermi? Sì, perfetto. Ed è assolutamente necessario. Ti piace l'esperienza? 2 anni ormai. La consiglieresti? Assolutamente, anche perché risponde a questa fame che molto spesso ci nasce a scuola, quando sentiamo parlare magari di Falcone e Borsellino, ci nasce un po' il languorino e non abbiamo modo di portarlo avanti e di capire e di conoscere. Con mano cosa vuol dire. Rosanna, grazie. Sì, l'ultimo messaggio, aste per restituire i beni confiscati fatti apposta in modo doloso per restituire il bene alla mafia. Sì, ecco, dobbiamo dire che questo è stato messo dentro nel decreto sicurezza, Ecco, è una delle provvedimenti novità negative che ci sono dentro a quel decreto, perché dobbiamo chiudere, siamo fuori. Allora, Rosanna Bettella, grazie, è stata qui con noi, ne parleremo ancora. Emanuele Passarella, Rete Studenti Medi del Veneto, buon lavoro per quest'estate, poi buono studio, visto che è studente universitario, quindi ha da studiare. E a voi grazie di aver partecipato con i vostri messaggi, grazie di aver seguito, e da adesso poi in avanti andranno in onda le puntate in replica, tutte le puntate sui temi più interessanti. Comunque continuate a seguirci, grazie.